del mandante proposta, che è stata immediatamente rifiutata dalla parte offesa. Lasciamo la cronaca. La Lega Nord Veneta all'attacco del governo Monti ribattezza con numeri alla mano il decreto Salva Italia in decreto Strozza Veneto. La manovra costerà alle famiglie venete circa 1.000 euro. Sentiamo. Più che salvare l'Italia, il decreto del governo Monti sembra voler strozzare il Veneto. È questo l'esito finale della ricerca commissionata dalla Lega Nord sul decreto, che vede la reintroduzione dell'ICI, ribattezzata IMU, sulla prima casa. Una manovra che i leghisti giudicano inutile e recessiva e che viene a pesare sul territorio locale per 1.600.000.000 di euro, un peso portato in particolare dalle imprese e dai commercianti. La cosa che a noi preoccupa molto è il carico che ne avranno le imprese da questa nuova forma di tassazione, perché non è l'IMU pensata un anno fa, è totalmente stravolta, e soprattutto per le imprese artigiane e per i negozianti avranno probabilmente un raddoppio della tassazione che avevano fino allo scorso anno. La Lega Nord, date alla mano, mette a nudo quelle che a suo avviso sono le pecche del decreto. La nuova IMU costerà alle famiglie venete complessivamente 253 milioni di euro. A questi si devono sommare 208 milioni di addizionale regionale, che andrà peraltro tutte nelle casse dello Stato. L'aumento dell'IVA già ad ottobre di quest'anno costerà ai veneti altri 293 milioni di euro e in più bisogna contare 360 milioni di aumenti delle accise sui carburanti. Infine la riforma delle pensioni vede i veneti contribuire per altri 125 milioni di euro. Tra l'addizionale regionale, che non è un'addizionale regionale ma è un'addizionale statale purtroppo, perché tutti i soldi vanno a Roma, tra l'IMU, tra l'aumento delle accise sulla benzina e l'IVA, che da ottobre passerà al 21%, noi avremo circa 628 euro a famiglia. Contro tutto ciò, la Lega pensa ad emendamenti ed azioni a livello istituzionale che costringano le banche ad aprire linee di credito per le aziende in crisi, ma soprattutto chiedono che finalmente si vada a colpire la spesa pubblica, la vera palla al piede del rilancio economico del Veneto. Per la mora di grandi opere in ambito sanitario, mercoledì mattina al massimo la Regione annuncerà ufficialmente dove sorgerà il nuovo ospedale di Padova, favorita l'idea